Vangelo secondo Giovanni, capitolo 17. La preghiera di Gesù. Dopo che Gesù aveva detto tutte queste cose, alzò gli occhi suoi in cielo e si mettette a pregare così. Padre, è arrivato l'ora. Regna Erolio, figlio tuo, perché pure il figlio tuo ti potesse regnare Erolio. Tu era da esso potere ancora a tutta la gente, perché tutti quelli che tu hai consegnato in mano soia avesse una vita eterna. La vita eterna è questa, conoscere a te, che sei l'unico vero Dio, e conoscere quello che tu hai mandato qua, Gesù Cristo. Io ti ho giurato a Rolio in coppa a sta terra, portando a finitura che l'opera, che tu avevi messo in mano mia. Portami mo vicino a te, e rammanata volta, che la Rolio, che teneva vicino a te, quando il mondo non era ancora stato creato. Gesù prega per i discepoli. Io ho fatto conoscere un uomo tuo a tutti quelli che tu hai consegnato in mano mia, e che tu hai uscito da questo mondo. Erano i tuoi e tu li hai consegnati in mano mia. E loro hanno messo in pratica tutta la parola tua. E mo sanno che tutto quello che tu hai dato a me, viene a te. Perché tutte le parole che tu hai dato a me, io le ho giurate a loro, e loro l'hanno accettato. E hanno creduto veramente che io sono asciutto a te, e che tu mi hai mandato qua. Io mo ti prego per loro. Io non prego per questo mondo, ma ti prego per tutto quello che tu hai consegnato in mano mia, perché loro mo appartengono a te. Tutto quello che è mio è tuo, e tutto quello che è tuo è pure lo mio. E io sono stato glorificato da loro. Io non appartengo più a questo mondo, perché a nato poco torna nato da vicino a te. Loro invece staranno ancora a questo mondo. Padre Santo, mantieni unito tutto a te, tutti quelli che tu hai consegnato in mano mia, perché pure loro potessero essere una cosa sola, come noi. Quando stavo ancora in mezzo a loro, io l'ho guardato, l'ho spagliato e l'ho aiutato in tuo nome tuo. E ma guardalo tu, perché sei stato tu che l'hai dato a me. Io ho tenuto gli occhi miei, aperto con ognuno di loro, e nessuno di loro si è perso, a fuori che tuo figlio era dannazione, facendo a compiere così tutto quello che stava scritto in le scritture. Mo sto per tornare vicino a te, e ti dico queste cose, veramente sto ancora in coppa a sta terra, perché pure loro potessero avere a te tutta quella prezza che da chi rindo cuore mio. Io ho giurato a loro la parola tua, ma il mondo non ne va bene, come non ha voluto bene manca a me, perché pure loro non fanno più parte di questo mondo, proprio come me non faccio più parte di questo mondo. Io ti prego, non perché tu li avari in questo mondo, ma perché tu hai guardo contro chi non fa mono. Loro non appartengono più a questo mondo, proprio come me non appartengo più a questo mondo. Consacrale in la verità, perché la parola tua è verità. Come tu hai mandato a me in questo mondo, la stessa cosa ho fatta pure io, e l'ho mandato in questo mondo. E per loro mo sto sacrificando tutta la vita mia, perché pure loro fossero consacrati in a te, che sia la verità. Gesù prega per la Chiesa. Padre, io non ti voglio pregare solo per questi discepoli, ma ti voglio pregare pure per tutti quelli che crederanno in a me, troppo che avranno sentito tutta la parola loro. Fa che pure loro potessero diventare una cosa solo con noi, come tu, Padre, stai rinda a me e io sto rinda a te. Fa che pure loro potessero diventare una cosa solo rinda a noi, a così pure il mondo potesse credere che tu mi hai mandato. Io ho mostrato a loro che è la stessa rolia che tu hai dato a me, perché pure loro potessero essere una cosa solo come a noi, a così potranno diventare giusti e santi, che vanno uniti rinda all'amore e tutto il mondo potrà capire che tu mi hai mandato qua. Tu hai voluto bene a loro, con lo stesso amore che tu hai voluto bene a me. Padre, io desidero che da stonghia la stessa pure tutti quelli che tu hai consegnato in mano mia, perché mi hai voluto bene ancora prima della creazione di questo mondo. Padre Santo, pure se il mondo non ti ha conosciuto, io ti ho conosciuto e ti ho fatto conoscere pure a loro. E loro mo sanno che sei stato tu che mi hai mandato qua in mezzo a loro. Io ho fatto conoscere a loro il nome tuo e ti farò conoscere ancora, perché tutto l'amore che tu hai tenuto per me potesse stare pure in da loro, come io voglio stare in da loro.